Caro bollette che si abbatte anche sul Natale, rincari che pesano su imprese, famiglie, negozi e amministrazioni comunali. In centro storico a Vicenza si anima il dibattito a riguardo tra i negozianti che fanno i conti con le bollette raddoppiate e che per quest'anno preferirebbero dare almeno un segnale, optando per un taglio parziale alle luminarie che ogni anno abbelliscono le vie e le piazze. Due i motivi alla base della presa di posizione, per una questione economica e di risparmio energetico da un lato e per una questione etica dall'altro. Cerchiamo di risparmiare tutti sia a casa che a lavoro e anche per il pubblico sarebbe meglio limitarle. Quindi va dato un segnale. Sì, un grande segnale perché siamo tutti in grande difficoltà e anche Natale è una difficoltà. Cercare di contenere un po' le spese, ecco, sia per la città ma anche per gli altri, perché quando accendi una cosa devi accendere un po' di tutto, devi dare però mi sa che sia un'annata un po' strana. A Vicenza l'amministrazione ha delineato la direzione assunta, luminarie che subiranno un taglio in quantità sia in centro sia nei quartieri e orario di accensione ridotto. Abbiamo ritenuto come Giunta che non sarebbe giusto spegnere completamente le luci a Natale, dare comunque un supporto ai commercianti, ma allo stesso tempo anche magari ridurre il consumo con fasce orarie ridotte e con una spesa inferiore di 50.000 euro rispetto all'anno passato. E non lasciare proprio tutta la città al buio, ma magari illuminare determinati punti nevralgici, come potrebbe essere la Piazza dei Signori, visto che poi sotto Natale inizierà anche la mostra in Basilica, e magari a discapito di altre zone forse che magari non saranno illuminate. Razionalmente diresti sì, teniamo tutto spento, però come si fa a Natale? Le luminarie ci vogliono per scaldare almeno il cuore. Intanto in tardo pomeriggio l'incontro tra sindaco e negozianti del centro per un confronto non solo su questioni luminarie ma sul tema della sicurezza, sull'andamento del commercio e sulle iniziative previste per spingere la città che ha vissuto ultimamente una forte e rinnovata spinta turistica.